Siamo con Salvatore Boido e Gonario Zicchi, dirigenti della Polisport di Nuoro, una delle belle realtà del calcio nuorese. Allora, innanzitutto facciamo i complimenti per il lavoro che state facendo con i giovani di Nuoro, un lavoro che come numeri su quanti tesserati si basa, Salvatore? Beh, allora mi pare che abbiamo quasi 140 iscritti per questa stagione agonistica, intendendo tutta la scuola calcio e il settore giovanile. Ecco, va detto che voi state partecipando anche ai campionati regionali allievi giovanissimi, insomma una bella vetrina per i vostri giovani. Sì, dopo tanti anni abbiamo avuto la fortuna sia di vincere il campionato provinciale allievi l'anno scorso, sia di essere poi ripescati per quanto riguarda il campionato giovanissimo, e quindi dopo tanti anni partecipiamo ai due campionati con grande soddisfazione e con grande trepidazione, soprattutto per gli allievi che stanno lottando in queste settimane per salvarsi. Gonario, invece il vostro merito, il fatto di aver creato qui nella Zona Valle Carso campi da gioco assolutamente all'altezza delle aspettative. Ma io credo che sia una bella realtà anche a livello logistica, a parte quello che diceva Bob per il numero di ragazzi che abbiamo tesserati. Abbiamo dei ragazzi che forse per la prima volta sono seguiti anche a livello regionale da rappresentativa. Abbiamo dei ragazzi che qua non rinunciano né a cattivo tempo né a bel tempo e sono sempre qua presenti e noi li seguiamo in tutte le problematiche che hanno loro. La realtà dei campi da gioco è una realtà nuova per Nuoro, è una struttura privata che noi abbiamo portato su investendo dei soldi e degli sponsor che ci hanno dato una mano per arrivare a questo progetto e a questa realtà che stiamo vivendo. Ecco Salvatore, parliamo anche dello staff tecnico di cui disponete, no? Quali sono gli allenatori che seguono le squadre? Allora, abbiamo uno staff tecnico nutrito, tra l'altro questa domanda ci consente anche di dire che noi quest'anno abbiamo presentato istanza e siamo gli unici insieme alla scuola calcio qualificata. Scuola calcio elite sulla base insomma, della nuova regolamentazione, per cui abbiamo tutte le categorie coperte. Adesso spero di non dimenticare nessuno, ma partendo dai piccoli amici Roberto Floris e Paolo Sanna, per passare poi a Pulcini con Antonio Marcialis, Franco Burrai, poi ancora Luigi Manunta e ancora negli esordienti abbiamo Sandro Gabrielli, Piero Farris, persona famosissima e conosciuta per il suo trascorso, per poi passare ai campionati regionali del settore giovanile, dove abbiamo mister Giuseppe Piredda per quanto riguarda i giovanissimi regionali, mister Roberto Cesaraccio per quanto riguarda i giovanissimi provinciali ed infine per quanto riguarda gli allievi mister Angelo Baingiu. Abbiamo il preparatore dei portieri Fabio Vargiu e inoltre una novità di questa stagione agonistica, abbiamo in forze anche un aiuto psicologo in formazione che è Andrea Mameli, che ci ha supportato per quanto riguarda uno sportello d'ascolto, perché la domanda di scuola calcio elite prevedeva anche che ci fossero figure professionali particolari a supporto del benessere dei ragazzi. Gonario, un messaggio per tutti i tesserati della Polisport e tutte le famiglie? Ma io penso, a parte gli auguri, visto che siamo in occasione della Pasqua, io credo che i ragazzi, sia quelli che abbiamo fuori oggi che quelli che sono rimasti qui in casa a giocare, portino avanti sempre alta la testa, aiutando anche quelli più piccoli, in modo da far capire loro che il progetto deve continuare. Abbiamo una collaborazione con la società Santupredu che fanno loro la scuola calcio sia agli esordienti, per poi avere con noi come Polisport sia giovanissimi provinciali, sia regionali che sia anche allievi. E gli auguri che facciamo è conservare le categorie, perché penso che sia un prestigio per la società e più una soddisfazione anche per i ragazzi. Del resto auguro in bocca al lupo a tutti. E buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti. Se posso aggiungere, ricordava bene che questo rapporto di collaborazione è unico nella città di Nuoro e penso anche una delle poche esperienze di collaborazione in tutta la Sardegna, cioè due grandi società, una storica come la Santupredu e una giovane ma molto preparata come la Polisport, che si mettono insieme per rendere il calcio più efficiente, più efficace, perché non si può pensare in una città di avere svariate squadre che poi anche nei campionati non rendono a sufficienza. Colgo l'occasione perché sarebbe una grave dimenticanza di ricordare che il presidente della Polisport di Nuoro è Giuseppe Manca, uno dei soci fondatori insieme a Gigi Manutta e a Peio Giampiero Guiso. Benissimo, vi ringraziamo ancora e in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie.